Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Max Del Papa che vedo collegato già con noi come tutti i giovedì, cosa di cui lo ringrazio e continuerò a ringraziarlo finché arriveranno giovedì di questo genere. Grazie Max, buona mattina. Come mi stai? Sto seguendo. Mm? Ma sai, c'è una bellissima notizia. Quale? Hanno beccato Benigni nel traffico che guidava senza cintura, senza auricolari, telefonava mentre parlava, ha mandato a fanculo I i vigili. piddini adoranti. No, i piddini, i vigili non lo toccano. Allora, sai, il signor Costituzione, la legalità, Ventotene, guidava nello spirito di Ventotene questo qua. Ah sì? Non gli ha neanche declamato una terzina, li ha mandati a cagare, Ma capisci? dai, in maniera così volgare e bassa. No, mi date Che stavo fastidio. guardandolo qua, te lo qua, eccolo qui. Lo possiamo leggere a beneficio di chi ci sta ascoltando. Roberto Ti Benigni, do subito. no, stavo guardando adesso su Repubblica. Roberto Benigni, è bellissima questa. Roberto Benigni beccato alla guida, al telefono e senza cintura, in coda al semaforo in una strada della capitale. Il video è diventato subito virale. Adesso vado a recuperare il video, così ce lo guardiamo. Al telefono È una senza auricolare. meraviglia. Chissà cosa dice il Mattarella. Senza cintura di sicurezza, per giunta ignorando Non si invochi la libertà. per giunta ignorando No, le richieste. io più che altro mi chiedo cosa direbbe zio Frank. E cosa direbbe zio Frank? C'avete una coscienza de merda. E in questo caso è più che appropriato, mi sembra. È sempre appropriato, per carità. Sempre. Perché zio Ma Frank... adesso soprattutto. No, ma per questo qui cade proprio a pennello, a fagiolo e ditela come volete. Allora, Repubblica... Repubblica ce la racconta così, poi cerco il video mentre tu commenti. Al telefono, senza auricolare, senza cintura di sicurezza e per giunta ignorando le richieste di un saluto da parte dei fan. Li ha mandati a fanculo, pure i presunti fan. Beh, questo va a suo beneficio, diciamo. Andate via! Devo abbracciare la Schlein, devo abbracciare... Roberto Benigni è stato beccato mentre alla guida attraversava una strada di Roma violando praticamente ogni regola. Il video è finito su TikTok, diventando subito virale, scatenando commenti negativi. 72 anni, bla bla bla. Benigni era tornato in TV lo scorso marzo con Il Sogno, un lungo appassionato monologo sul manifesto di Ventotene e l'Europa. Certo. Un'altra delle sue apparizioni televisive da record, scrive Repubblica, come già negli anni passati, quando si era cimentato con temi fondamentali, dalla Divina Commedia alla Costituzione. Molto più... Senti Repubblica, molto più prosaico invece quel che è accaduto a Roma, con annesse grida dei passanti che lo hanno notato mentre era in coda al semaforo a bordo di una Smart, con uno smartphone all'orecchio senza cintura. Parecchi hanno provato a chiamarlo Roberto, Roberto, senza tuttavia ottenere la minima attenzione da parte del regista attore. Quando il video è approdato sui social, i commenti non si sono fatti attendere. Chi ha criticato il suo comportamento, il mancato rispetto delle regole alla guida, chi se l'è presa perché non ha rivolto nemmeno mezzo saluto ai fan, anzi li ha mandati a fan. Cellulare smart non risponde. Proprio uno del popolo, ha scritto qualcuno con sarcasmo, ma c'è anche chi ha preso... ma c'è anche chi ha preso le sue difese. Scusate, ma cosa vi aspettavate? Scrive un utente. Che scendesse dalla macchina per abbracciarvi? Che salutasse tutte le persone nel traffico? No? Doveva saltargli in braccio a tutti. A me non sta simpatico come personaggio, ma come persona ha il diritto di farsi gli affari suoi mentre è in macchina, come voi. Così scrive Repubblica. C'è una serie di commenti degli abbonati. Facciamogli la colletta che gli compriamo un auricolare anche da 4 euro. Dovrebbe Isran Grongrev sia Benigni che chi ha preso le sue difese, che evidentemente si comporta come lui senza rendersi conto della gravità di certi comportamenti. Un gran furbone, questa figuraccia è enorme, fa a pugni con tutte le sue lezioni di cittadinanza attiva, scrive un altro e mi fermo qui. Però è simpatica sta roba. Fai che adesso cerco il video così ce lo guardiamo un po' insieme, va. Che ne dici? Il Mattarella lo chiamerà rapporto al Quirinale? Gli darà un'onorificenza. Di nuovo italiano ad honorem. Aspetta che lo cerco, Roberto Benigni, video
Automobile. Vediamo se lo troviamo. L'automobile secondo Roberto Benigni? No, non mi pare il caso. No. No. Vabbè, niente, lo cerco dopo. Tu l'hai già visto naturalmente. Vale la pena di mandarlo o Sì, abbiamo già esaurito? no, ma non è niente Niente di di che, vabbè, ce ne che ci fottiamo. sto lavorando adesso perché poi me ne Ah, dovrò devi farci occupare. il pezzo, diciamo. Mm? Sì, Ascolta, è una meraviglia, noi uno si stiamo alza. preparando invece per giovedì prossimo una trasmissione speciale, no? Perché visti i tempi che corrono, abbiamo bisogno di numi tutelari e di punti di riferimento. E uno senza dubbio, lo anticipo così lo butto là un po', ma poi lo costruiamo per bene, la puntata della prossima settimana, uno certamente è il Marchese di Pombal, giusto? Mi sembra anche abbiamo un esperto, Appunto. abbiamo un esperto che pochi possono vantare. No, Tu lo è sai, il quindi principale accademico, il più grande sì, professore e il più grande esperto della vita e delle opere del Marchese di Pombal. Che detto così, magari tanta gente dice: "Ma chi è il Marchese di uno Pombal?" dice: Intanto "Cazzo c'hai appunto, una settimana intanto di tempo per andatevi prepararti." Ad una stagione di vantaggi cos'è non è più successo? solo un... È partita una ecco, bravo Simone, cercalo tu. Me l'hai mandato dove? Dov'è che lo vado a beccare io qua? Su WhatsApp della radio. Adesso lo riapro il WhatsApp della radio così lo mandiamo in onda, anche se mi diceva già Max non è un granché. Fa niente, perché per scrupolo e per cronaca mandiamo in onda anche sta roba qua. Il video di Benigni, eccolo qui, eccolo qua. Vediamo un po'. Del chi? C'è che lo mandiamo in onda, va, al volo, così ce lo vediamo un po' e decide il popolo se è interessante o no. C'è la pubblicità dell'ENI, per cui dobbiamo aspettare un attimo. No, stavo dicendo, qualcuno dirà chi è il Marchese di Pombal. Il Marchese di Pombal, tanto insomma, se poter rispondere a questa domanda è molto facile, lo googlate, andate a cercare su internet e ve lo trovate facilmente chi è il Marchese di Pombal. E poi capirete anche al volo, visto che tutti i nostri ascoltatori sono dotati di un intuito formidabile, per quale motivo andiamo a recuperarlo e colloquiamo con uno dei massimi esperti al mondo della sua vita e delle sue opere? Perché ha tanto da dirci anche in relazione alla nostra tragica contemporaneità, tragicomica a volte contemporaneità. Eccolo qua, che lo mandiamo in onda tutto bello in maxi schermo, il Benigni. Un attimo solo. Vai Simone. Robè! Robè. Roberto! Benigni! Ma è fermo però, non va. Chiama. Fila. Roberto! Eh? Ah, in fila. Viva! Roberto! Ma poi riparte. Vabbè! Chi lo sa? Vabbè! Stava declamando Il canto Banda. Guarda che terzo. a Benigni ci avevamo vicino. Sì. No, il canto 23esimo Benigni, dell'inferno, hai quello capito sugli che Benigni? ipocriti. Vabbè che casino. Vabbè, niente di che, sto video non dice un granché, perché tra l'altro sembrerebbe quasi mezzo fermo, no? Però era Adesso ovvio, diranno che era fermo, che era un accanimento. sì, era ovvio che stava andando, perché comunque era in coda. Quindi, va bene, abbiamo beccato in fallo anche il Benigni. Questa cosa come lo imposti il pezzo, scusami, sono curioso, visto che siamo in fase di elaborazione e Ma, creazione. ma sai, vabbè, qui c'è il fatto Mm. comico di un ipocrita, un moralista che vuole insegnare a tutti come vivere, no? Come Mm. votare anche. E poi dopo, nel privato, tradisce tutti i suoi comandamenti. Certo, quello che Ma ha al di là del... magnificato la regola suprema, no? La Costituzione bella, bellissima, meravigliosa, le Bellissimo. E gli regole, altri? la regola con la E R gli altri? maiuscola. Sì. Però, ecco, sai, forse questo è un insegnamento. Bisognerebbe sempre diffidare, sì, bisogna diffidare dei pessimi che se ne vantano, per carità. Io adesso sto registrando questa operazione ignobile di salvataggio, di rifacimento della faccia a tutti quelli del Giro Gintoneria, no? È uscito la Cerenza, un altro uomo, quello, con quell'altro travestito che faceva, come si chiama? Quello che ha cambiato Urtis, tutti così, Vanna Marchi. Naturalmente se ne incarica Cruciani, che è tutta gente sua. E allora, insomma, non è successo niente. No, la gintoneria è stata chiusa per sempre perché era un troiaio sotto tutti gli aspetti, però si butta lì tutto. Si butta tutto in vacca, no, non è successo niente, brave persone, simpatici, ha perso 22 kg. Questi fanno schifo, però fanno schifo pure i buoni in servizio permanente effettivo.
Cioè, bisognerebbe che la gente la smettesse di osannare. Benigni è un mediocre. Non ti sento più. Eccoci qua, sì, ci sono, stavo comunicando con la Benigni è un regia. mediocre, è sempre stato un mediocre, un divulgatore così da Beh, diciamo la verità, come attore non è che fosse un granché. Non è un granché niente, è un mediocre, però ha saputo fare questo, ha saputo camuffare la sua mediocrità e anche la sua militanza, perché questo è un burattino del Partito Comunista, con lo sberleffo, lo faccio per scherzo, la risata, l'irriverenza, non c'è stava l'irriverenza, è un ipocrita ed è un mediocre. Però a parte questo bisognerebbe anche che la gente la smettesse di osannare e divinizzare tutti. Certo, quando questi qua tradiscono le regole danno più fastidio perché fanno un feticcio delle regole, le vogliono imporre a tutti. Più in generale, così, prendere la gente per quella che è, ma sapendo che qui di santi non ce ne stanno. Voglio dire, adeguarsi o sposare il peggio. Però insomma, mettere sull'altare chiunque, poi alla fine te ne penti, perché di santi non ce n'è e i miracoli non li fa nessuno. A me insegna questa cosa, Ecco, al di là dell'ipocrisia del soggetto. a proposito di moralismo, beh, intanto io devo ricordare agli amici e alle amiche che ci stanno ascoltando che se vanno sul post pagina Facebook della nostra radio c'è il link diretto, ma fate prima a trovarvelo da soli, il link diretto su Amazon dell'ultimo libro di Max del Papa, Grazie. Schiavi, la degenerazione della democrazia liberale e il ritorno dell'autoritarismo paternalistico. Lo trovate su Amazon assai facilmente. Ne continueremo a parlare perché è un bellissimo libro, ne abbiamo parlato l'altra volta, si legge velocissimamente e ripeto, per me è una bussola, è un libro che funge anche, serve da bussola per orientarsi nelle cose che appunto accadono giorno per giorno. Questa qui del Benigni è una roba che si inserisce perfettamente nelle cose che tu scrivi nel tuo libro. Mi dispiace che è rimasta fuori, ma vabbè, sai, non ce le puoi far stare tutte perché in realtà no, se no faccio l'Eneide, veramente faccio la Divina Commedia. Ma anche perché quello che conta è la matrice, è la chiave di lettura, no? E attraverso questo tuo libro, io personalmente, ma credo quelli che lo leggono, hanno una chiave di lettura con la quale poi uno può essere d'accordo o no, sia chiaro, è anche in chiave critica, ma di confronto con quello che capita tutti i giorni. È molto interessante, è molto bello questo libro, proprio per questo, perché ti dà un punto di vista, anzi propriamente una chiave di lettura su quel che ti accade intorno, con la quale riesci a confrontarti meglio con le cose che succedono, no? Giorno per giorno. E sono cose che oscillano tra il tragicamente ridicolo e il tragico, punto. Perché per esempio, poi ci arriviamo, intanto andate a recuperarvi per come potete, documentatevi, preparatevi, studiate per la prossima trasmissione del giovedì, perché la prossima trasmissione sarà di un livello accademico assolutamente superiore, no? Dedicata dedicata a questa luminosa figura del Marchese di Pombal, misconosciuto ma fondamentale per capire la modernità. E mi fermo qui perché ho già parlato troppo. Detto questo, e detto che assolutamente, poi come dobbiamo organizzarci, stiamo organizzando, è tutto un cantiere, noi siamo un po', diciamo, un po' metodici perché ci piace il metodo, ma siamo anche molto caotici, no Max? Quindi tutto un fermento quello che facciamo. È tutto un fermento anche la ricerca di punti, di luoghi dove poter parlare del tuo libro al massimo numero di persone. Lo stiamo cercando a Milano, lo stiamo cercando altrove. Tu hai già qualche data? Hai già qualche data? La prima data utile per venirti a vedere e a sentire? Dov'è? Dunque, a Cuneo il 4 di novembre, perché lì ho cavato un monologo teatrale, non è la solita presentazione, c'è proprio un monologo teatrale, un lavoro tratto dal libro, ma che poi va anche per conto suo. Sono a Cuneo il 4 novembre, a Torino non si è capito ancora se prima o dopo quella data lì, poi qui nelle Marche, sempre in data da precisare ma prossima, e appunto stiamo cercando altri posti, in particolare a Milano, dove, dico la verità, non sembra molto facile, però io
mi ostino perché credo che questo progetto valga la pena di portarlo avanti. Credo che ci siano tutti i presupposti. Non mi sembra roba alla Benigni, non mi sembra roba buttata là. No, Mi sembra roba assolutamente che no. che può avere una sua dignità e credo che chi venisse a sentirla non rimpiangerebbe quelle 2 ore. Lo credo anch'io, infatti cercheremo di trovare un luogo anche a Milano, possibilmente capiente, ma anche no, o magari trovarne tanti distribuiti. Insomma, vediamo, ma in qualche modo questa cosa qui entro la fine dell'anno la portiamo in giro, no? La portiamo perché io vengo a fare lo spettatore, hai capito? Perché me la gusto ogni volta, perché sto leggendo, non ho ancora finito di leggerlo, il tuo monologo, che in pratica è il distillato ed è correlato al libro a schiavi. E però io me lo voglio godere come spettatore, di volta in volta, anche perché di volta in volta ci saranno sempre delle novità. Questo è molto aperto come schema. Allora, ne riparleremo. Intanto, a proposito di paternalismi vari, tu ti sei occupato di, di una figura che io non conoscevo, una tal Domitilla. Perché oggi si dice attivista. A me m'hanno fatto la testa così ieri con gli attivisti lì in piazza. Tu dovevi vedere le reti Mediaset come erano pronte già Del Debbio in avanti a celebrare le piazze che scendono, la paura, la preoccupazione, la Sì, piazza, la piazza, la manifestazione, ma questi qui devono essere salvi. Ma poverina, c'era una signora, dice Del Debbio, a Pure bordo di Del Debbio? sì, pure Del Il Debbio, a filosofo? bordo di Si una è nave. convertito pure lui, A bordo insomma. di una delle navi della flottiglia lì, c'era una sdraiata, forse si sarà fatta Eh, 18 canne, e lui era preoccupatissimo. "Oh, questa signora preoccupato. sta male, ma siamo tutti uomini, siamo fragili." Quindi non è più... Ma che ne Ma so? che c'è? Tutta sta gente che soffre di delirio schizoide. Ma Scrivono su un guarda, giornale tutto, la destra, poi vanno in televisione, la televisione degli eredi Berlusconi che sono di estrema sinistra, coi soldi. E allora si preoccupa le fumate dei pro Hamas? sì, sì, Ammazza, era tutta una che bel preoccupazione. filosofi a 60 No, anni, ti 70 dico, era anni. tutta una preoccupazione, no, un tremore per questi Sì, eroi te e credo, una sì. preparazione per quello che sarebbe accaduto con scientifica precisione nelle piazze, no? Sì, Poi è arrivato eh, quell'altro, quello del Corriere della Sera, dopo Tommaso Labate, allora è stato il trionfo proprio della celebrazione delle flottiglie, delle piazze. Guardate eh. che piazze meravigliose, guardate che roba, Che piazze quante meravigliose. migliaia di Io mi persone. aspetterei che Salvini stavolta precettasse, Io, ma duro, ma io da cittadino te lo dico, duro, 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 ma durissimo, veramente, a qualunque costo, perché tanto sulla Meloni abbiamo capito non si può contare. è domani tra La Meloni è l'altro, in belle. è domani la cosa, lo sciopero generale, non è che sia tra Sì, ma quanto. hanno già paralizzato tutto adesso. Sì, stanotte, ma poi stanotte hanno fatto, ecco, io voglio capire, stanotte, se tu guardavi le reti medie, si dici, "Uè, ma bestiale, cosa sta succedendo nelle piazze?" Poi alla fine sono stati tutti tranquilli, ma è stata una prova generale, una dimostrazione di pseudo forza o di forza vera, ma riservata per il cos'è sta roba qua secondo te? Prima o poi ci arriva qualcosa di forte nelle piazze, secondo te? Arriva, Perché arriva. se io Arriva pensavo, il morto da allora, buttare tra le gambe della te Meloni. la dirò tutta, io pensavo, diciamo, che il morto ci scappasse già mezzo ieri, invece l'esercito israeliano, la marina israeliana ha agito in maniera super professionale, non era nel suo interesse trovare il morto, però io pensavo che un morto ci sarebbe scappato magari di riffe o di raffe e forse non era il momento, ho sbagliato i tempi. Si tratta solo di averlo rimandato nel tempo questo appuntamento o cosa? Non lo so, Perché non lo vedo già so. tutto pronto, vedo già tutto pronto, la macchina è pronta. Questi lo cercano, questi di qua. A me, questi qua dei Propal, a me non mi pare proprio giusto. Vedo un sottopancia qui, sotto, dove, mentre parliamo, sotto Mm. la trasmissione. Propal, flottiglia bloccata da Israele, Elisa in lacrime. Elisa chi? E chi Quella è? che canta? Non lo so, immagino, penso di sì. Ma sì, quella che si levasse dai coglioni, no? Come si levassero dai coglioni tutti qua, le albanese, si levassero francamente da coglioni, Ah, poi te basta. lo sei visto il senatore dei 5 Stelle lì, Croatti si chiama, no? Che ha fatto un messaggio come una cosa Mm. secondo me oscena, perché il messaggio ti faceva venire in mente i sequestrati veri, no? Sono stato sequestrato da Israele, Sì, sì. dite al mio governo, è un senatore della Repubblica, dite al mio governo di Mm, venire a mm. liberarmi, sono sequestrato, Pure sono la ostaggio, pretesa, no, sono no, ostaggio. Mm. restassero lì i 200 anni, restassero lì. Loro, Greta, hanno rotto i coglioni.
Io sarei andato molto più duro. Allora, da nord a sud dilaga la protesta. Sto Sarei andato leggendo. molto più duro e non solo, e mi aspetto e spero che Salvini stavolta precetti e spero che veramente Beh, lo ha annunciato, Ieri lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture, ha detto precetto. vediamo se è d'accordo, se la Meloni non è d'accordo, a questo punto a costo di far cascare il Padre Eterno, far cascare il mondo, far cascare il governo, perché non si può andare avanti così. Abbiamo capito, la Meloni non fa niente, vuole durare lei, ma la priorità non è lei, è il paese. Ora che il paese sia ostaggio di Hamas in Italia, beh, non ci sta bene, a me non mi sta bene. Ti Ecco, ricordi cosa disse De Gaulle dopo un mese del maggio 68? Signori, la ricreazione è è finita. finita. E stroncò. Allora questi vanno stroncati, me ne frega niente, vanno stroncati perché non sta sotto nessun cielo che questi per Hamas, perché sono di Hamas, debbano paralizzare un paese, scali, porti, strade, strutture, infrastrutture, devastare tutto. Ma dove siamo? Ma che razza di paese è diventato questo? Intanto ti leggo un'ansa di adesso, di stamani, da nord a sud, dilaga la protesta degli studenti per Gaza, statale di Milano, Gli studenti per Gaza, sì. statale di Milano occupata. Domani sciopero generale. Certo. Hanno toccato la Certo, questi flottiglia. hanno preso una scoppola nelle Marche, ne pigliano un'altra adesso in Calabria e allora devono fare questo. Quali studenti? Quali folle oceaniche per Hamas, per Propal? La gente queste robe non le vuole sentire e non le devi sentire, perché questa è tutta un'operazione di Hamas. Scrivono Ma gli dove sta il studenti. regime qua? Gli studenti di Cambiare Rotta a Roma, la Sapienza, Ecco, scrivono: cambiate rotta, sì, andate a lavorare. la facoltà di lettere è bloccata, postano video davanti alla facoltà, vuota, aggiungendo: pronti allo sciopero di domani. Palazzo Nuovo è occupato e la didattica è bloccata, sono gli studenti di Cambiare Rotta, sempre loro, a Torino. Minghetti bloccato a Bologna, dove perché la flottiglia è stata attaccata, studenti di molte scuole scesi in piazza. Statale di Milano occupata l'intera università, pronti per lo sciopero generale per domani, a seguito dell'abbordaggio della flottiglia. Annunciate assemblee straordinarie a Genova e altrove, mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo l'inizio. Lo dicono Rete Napoli per la Palestina, che prevede una manifestazione oggi pomeriggio in Piazza del Carmine. Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro le navi della flottiglia. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la flottiglia avremmo bloccato tutto. Così stamani, qua siamo a Milano, dopo il corteo che ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'Università Statale di Milano. Così recita l'agenzia ANSA in questo momento. Staremo a vedere, perché a me mi pare poco simpatica questa situazione. Ripeto, già bella e pronta. Oltretutto però ci hanno messo il cappello su queste robe qua e ce lo stanno mettendo di fatto, ma anche abbastanza chiaramente, sia PD che 5 Stelle. Quindi diciamo la cosiddetta opposizione ci ha messo il suo imprimatur su questa roba qua, o no? È tutta roba della sinistra, tutta roba del Ci hanno PD. messo i personaggi sulle navi, i deputati, il senatore, questo e quell'altro, e ci hanno messo il cappello su sta roba qua, quindi non credo che ci sia molto da interpretare, no? No, si stanno comportando come una succursale di Hamas in Italia, fine della storia. Se le vogliamo dire le cose quelle che sono, no, ma ti dico la verità. Questi stanno difendendo Hamas e siccome perdono elezioni da tutte le parti, devono far casino cercando il morto. Dall'altra parte la Meloni, che è imbelle, pensa che basta lei, bastano le sue faccette. Io veramente mi sarei rotto i coglioni di tutte queste donne che fanno le faccette, che si chiamino Giorgia Meloni, che si chiamino Francesca Albanese. Ma l'hai vista col sindaco di Reggio Emilia? Ma che è? Ma che storia è? Che gente è? Che maturità è? Allora, la Meloni deve capire che fa il Presidente del Consiglio, non può sempre dire va bene per noi che questi si smerdano, questi fanno casino e noi incassiamo. La priorità non è il suo durare, la priorità è il Paese. E il Paese oggi è in ostaggio di Hamas. Dimmi te se è possibile sta roba. Allora, intanto ci apriamo le linee, sono già le 10:25, poi però volevo toccare alcuni dei temi che hai toccato anche tu in questi giorni nei tuoi articoli e ne vorrei citare qualcuno. Intanto ci sono anche i messaggi che sono arrivati numerosi.
al 340 6709 659, anche audio se volete via WhatsApp, 340 6709 659, per la diretta 02 92 94 7222. Mi dice Simone in regia, che ringrazio e saluto, abbiamo una chiamata. Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Varese. Buongiorno. Niente, prima di tutto complimenti alla persona, come si chiama quella persona quella che stava parlando? Il nostro Max del Papa. E quindi è bravissimo. E poi quello che continuo a ripetere, che mi dà molto fastidio, che è il riferimento da massa, ma quello lì ha provocato quelle manifestazioni che fanno. Io non sento mai a dire di mandare via quel criminale lì che ha provocato tutto questo, è lui che ha provocato tutto questo, che dopo anche l'altro sta esagerando eccetera, che va a prendere sempre la povera gente, però quelli vanno a rifugiarsi proprio perché sanno che loro si rifugiano lì e ci sono i bambini, l'ospedale eccetera eccetera. E poi scusa un attimo, questo è il mio termine che me lo toglierà andando avanti. Siamo diventati un paese di pagliacci. Siamo diventati un paese di pagliacci. Ok, grazie a te. Allora, scrive un altro ascoltatore. Buongiorno, ma vorrei sapere da Max dove sarà nelle Marche. Grazie. Io? No, è la presentazione, l'incontro, il libro, insomma, il monologo sul libro. A Tolentino. Bene, ma quando sarà poi lo diremo. Intanto Delia, scrive Maurizio, una sconosciuta portavoce rientra in Italia per consultazioni col governo, si allibisce il nostro ascoltatore, e si allontana dalla linea di fuoco del mare, così non avrà il mal di mare, bambini viziati a cui diamo troppo spazio. Elisa in lacrime, citazione, pianga Filini, un abbraccio a Max e Giulio, saluti Gianluca. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica tutto. Complimenti sempre per la trasmissione, ci mancherebbe. Senta, io vorrei fare una domanda a Max del Papa e anche a lei. Sì. Riusciamo a ricostruire i miliardi che abbiamo dato alla Palestina in 70 anni per poi capire dove sono finiti, eccetera, invece di finire nelle armi e nei terroristi, se li avessero dati al popolo, povero Cristi, magari stavano un po' meglio. Vorrei sapere quanti miliardi abbiamo dato noi, europei coglioni, scusi il termine, e gli arabi anche, tra l'altro, perché poi ha ricevuto anche soldi dagli arabi e non sono pochi, e che vuole quantizzare quanti miliardi abbiamo dato a questi qui e che sono sempre lì, che vivono in maniera assurda. Grazie. Per cui vorrei capirlo. Grazie, no, questo è vero, perché fin da Arafat si sono mangiati una quantità di soldi spaventosa. Ma non lo sa nessuno. E sono diventati ricchissimi questi qui, Anche quelli di Hamas non lo sa nessuno. hanno fortune personali enormi. Ce n'era uno, mi aveva colpito, non mi ricordo più, forse uno di quelli che Israele ha ottimamente eliminato. Uno di questi qui aveva una ricchezza pari alla ricchezza di Berlusconi. L'avevo letto tempo fa. Cioè, ma è una roba impressionante. Questi non sono d'accordo è solo sul fatto che questi qua sono soldi sottratti al popolo. Ma il popolo, bisogna dirla questa, il popolo in questa fantomatica terra di Palestina è espressione di Hamas, e Hamas è espressione del popolo. L'unica cosa vera che dice quel soggetto di Francesco Albanese è che Hamas ha vinto le elezioni democraticamente, li hanno voluti, dopodiché c'è stato subito il giro di vite islamico. Però quando c'è stato il 7 ottobre, la gente è scesa in strada ebbra di felicità, di gioia, diceva più bambini morti, più sangue, più stragi, e nessuno li ha costretti. Hamas e il popolo palestinese sono una cosa sola. Io vorrei tanto salvare tutti i bambini, ma solo loro. Allora, poi c'è la pausa, ma ti giro un messaggio. Non possiamo far cadere il governo. Amiamo. Lo amiamo sempre di più, ogni settimana di più. Non possiamo far cadere il governo, scrive un ascoltatore, altrimenti gliela diamo... dopo vengono gli altri. Altrimenti gliela diamo vinta a loro. Il governo deve restare unito. Gliela diamo vinta a loro. Ecco, andate in giro per le città paralizzate completamente con la Meloni che fischietta, si vota dall'altra parte. Sta storia che dopo lei è meglio, che dopo ci sono gli altri, ha rotto i coglioni pure questa, perché non ci sono altri. Tra l'altro, giustamente ieri ho visto un post di Salvini, il quale sottolineava il fatto che, diciamo, la motivazione per cui viene convocato lo sciopero generale di domani non è tra quelle ammissibili per legge, punto. Grazie tanto. Basta. Certo, questi sono solo scioperi di rappresaglia.
È dagli anni 70 che il partito ha perso il sindacato come cinghia di trasmissione per i diritti dei lavoratori. E allora il sindacato è più massimalista del partito, si sfidano in compiti di rappresaglia, basta. Allora, abbiamo una chiamata velocissima e poi lo amiamo. Pronto? Sì, ciao Giulio, ciao Max. Buongiorno. Ciao, la chiamata velocissima, vabbè, è velocissima. Veloce. Ho letto il libro di Max, gli ho fatto i complimenti via Facebook, però il libro dovrebbe essere a questo punto implementato, ma altro che la Bibbia, cazzo, il capitolo Benigni dovrebbe portare via almeno una trentina di pagine. Non so se sei d'accordo. Ma va bene. Lo amiamo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo, vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore, qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free. Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Ok, parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, ce la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine, né saccarosio, lattosio, OGM, coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408, ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico, vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if thy sight be dim. Cold love is like tears return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused still, seeing that she will right thee never? If thou canst not overcome her with thy love, will be thus fruitless ever. Was I so base that I might not aspire? Ci siamo dati una pettinata de cultura qua, perché oggi nasceva colui, cioè Sting, nasceva a Waltham, Northumberland, il 2 ottobre, giusto appunto, cioè oggi, il 2 ottobre
del 1951. E anche lui si è dato una pettinata di cultura quando ha fatto questo disco, questo CD con musiche del cantante, compositore, liutista inglese, forse irlandese, John Dowland. Roba fina qua, giusto Max? A te piaceva Sting, i Police, quella roba là? I Police sì, Sting dopo è no. diventato un trombone insopportabile, un altro ipocrita, tutto quel giro degli Springsteen, però i se fa, Bonovox, se gli fa cultura, Sting, capito, con John Dowland. sì, i Benigni, ma sì, Questo qua è un altro che guida senza cinture, dai, mettiamola così. Ecco, sì, è una categoria dello spirito, quelli che guidano senza cintura, però la impongono agli altri. E parlando al telefono, però biasimano gli altri. Allora, ti giro un po' di messaggi, poi riapriamo le linee per il popolo che voglia intervenire nella nostra trasmissione 02 92 94 7222. Sentiamo un messaggio, credo Simone che sia un po' da potenziare perché lo vedo bassino. Sentiamo. Buongiorno a tutte e due, Pietro. Volevo sapere da Max cosa pensi anche col reddito di cittadinanza, non ce la faranno? E un'altra cosa, mi spieghi di preciso che vuol dire precettare uno sciopero? Grazie a tutte e due, ciao. Max, si dice che lo sciopero No, non Giulio, si fa, non si fa, ecco. Punto. Perché non rientra nei parametri di legge. Basta. E il reddito di Tanto c'è da dire. cittadinanza lo lasciamo là. C'è un altro audio. Buongiorno. L'altro giorno vedevo un servizio in televisione sulla settimana della moda, no? E vedevo queste persone che esponevano loro stessi con i loro vestiti costosissimi. E io credo che la flottiglia, no? Questa gente qua, sia il rovescio della stessa medaglia. C'è gente che deve apparire, ma di sostanza non c'è assolutamente nulla. Buongiorno, un abbraccio. Grazie a Giovanni, però secondo me invece di sostanza c'è molto sotto quella crosta lì. Intanto c'è un'altra telefonata. Sostanza delinquenziale. Appunto dico, però sostanza, però sostanza anche politica, perché qua alla fine hanno una bella copertura politica, c'è poco da fare. L'abbiamo vista, no? Tra l'altro molto, molto più ampia di quello che si potesse immaginare, perché io ti dico, ieri guardando le reti Mediaset pensavo di vivere in un mondo parallelo, ti giuro. Cioè, bisogna capirli. Ma infatti questa è solamente un'operazione mediatica, a un certo punto non bisogna c'è consenso nella popolazione. Ma figurati, non ne frega niente a è nessuno. È un consenso drogato perché nessuno li vuole sentire. Però ecco, le televisioni di Berlusconi, la 7, la Meloni sta a guardare, guarda. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno, come è successo 5 anni fa, quando su tutte le reti c'era questa finta pandemia, ci dicevano cosa fare, stare in piedi, stare seduti, stare a 1 metro di distanza, queste puttanate che ci hanno fatto vivere, adesso ci stanno facendo vivere questo. E chiaramente è tutto prestabilito, perché abbiamo visto ieri, erano già pronte le piazze, c'è già pronto, è un copione già scritto. Allora, la cosa che mi consola e che mi fa fare tante risate è che il piano di Trump, cioè e di Putin e di chi governa veramente il mondo e di chi c'è dietro di loro, chiaramente, perché loro non sono sta andando avanti, quindi queste sommosse, questo piano sporco che sta succedendo solo in Italia, tra l'altro, come è successo per il Covid, non servirà a niente, questa è una cosa che serve solo in Italia per ribaltare questo governo, perché a loro le destre che avanzano ormai sono disperati, non sanno più cosa fare e la buttano nel caos, buttano questa situazione. Ma non lo so Max se è solo italiana, se serve per ribaltare il governo, anche perché mi pare che qua ci sia tutta una trasversalità molto più ampia di quella che formalmente, apparentemente vediamo, no? Comunque, scrive un altro ascoltatore, grande Max del Papa, ma mi dite dove sta la mummia sicula? È possibile che non dica nulla? Che deve dire? Che deve dire? Ha già detto, per salvare il suo partito, il PD, aveva detto a quelli della flottiglia, no, fermatevi, non fate casino, non rischiate.
ha finito per danneggiarli, perché quelli là, la Schlein subito date retta al presidente, che è il vero capo il suo capo, e quelli là gli ha detto no, noi non ascoltiamo nessuno. Quindi si è ritorto contro chi l'aveva predicato. Mattarella ci ha provato a dire qualcosa, ha provato, non ha detto una parola su tutte le scandescenze pro Hamas, ha detto a quelli là non andate nei guai perché mandandovi il PD fate documento, nuocete al partito, e quelli gli hanno detto non ce ne frega niente. Quindi si è svelato il gioco, che più di quello che doveva dire. Allora, scrive un ascoltatore, Max del Papa a Treviso, sarebbe interessante la libreria Lovat. Non so se la conosci. Alla Lovat ci sono stato qualche anno fa. Mm. Io Treviso la conosco bene, ho amici, ci ho fatto diverse cose, tra cui quel monologo che abbiamo fatto la settimana scorsa di Tortora. Sì. Lo feci proprio a Treviso nel 2013 per la prima volta. Ah. Però la Lovat è anche una libreria, credo, mi risulta abbastanza militante, quindi sicuramente in questi giorni sarà piena di bandierine pro Hamas, pro PAL e così. Io ci andrei, ma ho qualche dubbio che ci facciano entrare. Sì, io la farei pure, perché lo spazio è bello, ci avevo fatto una cosa e si prestava. Allora, 2 telefonate. Se a Treviso trovatevela voi, io dico sempre non ho agenti, non ho manager, non ho un cazzo di nessuno, c'ho solamente il passaparola e c'ho il pubblico, quindi se voi mi volete da qualche parte, trovatela voi una sala, a me basta una sala, non è che ho bisogno del teatro con tutti i crismi, trovate una sala e ci divertiamo. Io mi impegno a farvi passare una bella serata, ma mi dovete chiamare voi. Dai, segnalatela qua alla radio anche, oppure via social sulla pagina Facebook di Max direttamente, come volete. Segnalate. Poi, che sia la libreria, che sia la pasticceria, che sia la Lovat, che sia quello facciamo una cosa così. Privata. Facciamo una cosa. A me mi chiamano le associazioni, una cosa veramente non dal è che basso. mi chiamano le istituzioni. Una cosa veramente dal basso, bello, sarebbe bello riuscire a trovare spazi attraverso la partecipazione di tutti. Segnalatelo, perché scrivete. Io sono veramente un punk, io sono veramente uno del fai da te, per cui mi affido a questo. Bello, una bella idea. Scrivete, ragazzi, contattate, avete una libreria, avete un pub, avete un luogo pubblico, scrivete, avete un amico che si presta, che vuole, che fa, scrivete a Max direttamente sulla sua pagina Facebook o qui al nostro WhatsApp, la regia poi me le invia a me e io gliele invio a Max. Fatelo. Intanto c'è un audiomessaggio, poi 2 telefonate, se non ho capito male, facciamo tutto in serie. Audio. Io volevo salutare Max e Giulio, volendo dire una cosa, facendo un ragionamento, la sinistra ha una grandissima garanzia, visto che il pesce puzza dalla testa, ragazzi, finché al Quirinale c'è Mattarella o uno di quelle entità, loro hanno la garanzia di poter fare quello che vogliono perché lui li protegge su tutti. Il problema è quello, in Italia bisogna eliminare la figura del Presidente della Repubblica, trovare un'altra soluzione, perché è un problema, la radice del problema, la natura del problema è proprio il Presidente della Repubblica che è contro il popolo italiano. Ciao e continuate così e grazie. Questo era Roberto che saluto e ringrazio perché le opinioni per ora possono ancora essere espresse, giusto Max? Mi pare. Mi pare di sì, forse. Ma insomma, sempre di meno, mica tanto. No, insomma, però uno può dirla sta roba qua, e non è vilipendio, diciamo. Sono 2 telefonate, pronto? 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 Sono io? Prego. Sentite? Sì, buongiorno, prego. Sì, buongiorno. Oggi sulle Smart TV sono le app. Io ultimamente ho scaricato l'app i24 News che c'è la versione con i sottotitoli, ovviamente in ebraico, parlo in ebraico, però ci sono sottotitoli in francese oppure in inglese. Sarebbe interessante che la gente la guardasse ogni tanto per rendersi conto delle differenze che ci sono rispetto a alle puttanate che raccontano. Scusa, come si chiama questa TV? Come si chiama? Perché ti sentiamo un po' male. I24 News. I24, I come Italia. È un'app, sì, i24. È una televisione veramente italiana. E ripeto, quando lo accedi poi la scelta dei sottotitoli. L'ho trovata. In diretta, perché non sono c'è anche sulla app. C'è su app anche, dicevi, giusto?
Esatto, è un'app che io ho scaricato su Smart. E Sì. adesso l'hanno chiusa, hanno detto che fino al 4 non siamo chiusi, non so perché, però fino a ieri c'era. Vedi, sarebbe interessante quando andato a vederla per capire veramente come succedono le cose là. Ok, E va non bene. come questi stronzi che domani però mamma mia, lascia perdere, va. Allora, I24 News l'ho trovata, si trova facile. I24 News, la trovate facile. Non la conoscevo, non la conosco. Grazie per il suggerimento. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io, sono Fabrizio, ciao. Prego. No, volevo fare una considerazione al di là di quello che sta succedendo in Israele, un po' invece il nostro governo di centrodestra, che a quanto pare abbiamo un'attrazione molto da parte di Fratelli d'Italia e questo si vede anche dalle ultime elezioni, perché la Lega in certi posti è passata dal 20-25 all'8%. Ma questi elettori che si sono spostati in Fratelli d'Italia sono gente che ha votato Lega, non capisce che un governo di centrodestra con un equilibrio maggiore tra Fratelli d'Italia e la Lega potremmo portare a casa molte più delle nostre iniziative che vogliamo mettere in campo, rispetto invece a semplicemente a passare con un governo comunque di centrodestra che però ha in mano come determinazione maggiore a un partito che ha un'idea di governo centralista. In questo modo, quello che mi chiedo è, ma possibile che la gente non capisce che così noi non riusciamo ad avere spazio e a mettere in campo le iniziative che la Lega combatte da anni? Scusate, è una considerazione diversa rispetto a Israele, però ci tenevo a puntualizzare questa cosa. Grazie. Io invece volevo adesso, per i pochi minuti che abbiamo, una decina e qualcosa di minuti, citare qualcuno degli articoli, dicevo prima Max, che tu hai scritto, anche a beneficio di chi ci ascolta, così poi se li va a guardare. Per esempio sul tuo blog, il faro di maxdelpapa.altervista.org, una volta era .it, adesso è diventato .org, di cui tu sei direttore, lo voglio ricordare sempre, di cui tu sei direttore. E vice direttore. E anche vice direttore. Ecco, su il faro di... quando scevò il faro di Max del Papa, io trovo un bellissimo pezzo che tu hai fatto proprio quando ci siamo visti la scorsa settimana e sei venuto a fare il monologo su Tortora. Ecco Milano, leggetevelo. E io ti vorrei chiedere come la vedi tu Milano, ma Ecco Milano è un pezzo da leggere assolutamente, sul faro di Max del Papa. Non ve lo anticipo, non vi dico niente perché è una fotografia illuminante della città. Così come tu hai ripreso una notizia puntualmente ignorata, in questo caso parlo della testata ilgiornaleditalia.it e lo trovate facilmente anche lì. Una notizia incredibile perché la DN Cronos ha ripreso la notizia venuta fuori da una ricerca scientifica per cui nei prossimi 25 anni sono previsti 30 milioni di nuovi casi di cancro, di tumore, di cui 18 milioni mortali. Ovviamente io non ho la competenza per stabilire la fondatezza scientifica di questa cosa, ma sicuramente questa qui è una cosa che è stata completamente ignorata. A me mi ha gelato il sangue quando ho letto il tuo articolo. Però mescolando le cose voglio anche citare la bellissima recensione che hai fatto. Dobbiamo portarlo una volta il nostro amico Tricarico qui con noi perché è uscito con un brano delizioso, l'Italia del boom, il boom economico, girato a Milano, sui Navigli altrove. Se trovate su YouTube il video, ve lo gustate, l'Italia del boom di Tricarico. Guardatevi il video, ascoltate la canzone perché io l'ho trovata deliziosa, di un'ironia fantastica, raffinata, fine, meravigliosa, come a volte sa essere quel personaggio surreale che è Tricarico. Surreale ma molto calato nella realtà. Molto calato nella realtà. E poi c'è Domitilla, che io non lo conoscevo, e chi cavolo è questa qui che ha menato il compagno, una compagnuccia che ha menato il suo compagno. Su nicolaporro.it io ci perderei la mattinata con gli articoli che hai fatto, Max, perché quello su Iacchetti me lo sono goduto di brutto. Definisci Iacchetti. Quello l'ho fatto in treno venendo su. Così come tu hai fatto una galleria di mostri contemporanei che da Iacchetti passa a Elio Germano e a Zero Calcare, per concludere in bellezza con due ultrasecolari, Prodi e Augias, che dicono che a Milano e per le piazze non è successo un cazzo. Era tutto tranquillo, 4 scemi, punto e basta. Tutti bravi.
una processione di gente brava, saranno stati 20, ma questo qui fa i calcoli come quando faceva gli spezzatini all'Iri, saranno stati 20 hanno mandato all'ospedale 60 poliziotti, hanno devastato tutto. Erano Erculei quei Non è 20. successo niente. Quell'altro Augias, vedi, questa è la stessa storia lì dei Propal. Non è vero, guarda la Frida lì. Frida, eccola qui. non è vero che la gente è tutta per Hamas. Questa è tutta roba, sono i soliti che chiacchierano loro, però impongono, perché questa destra che sa solo lagnarsi, giocare al vittimismo, ma non è una strategia vincente giocare al vittimismo a gioco lungo. Quello che prima ha fatto tutta la perorazione della Lega perché la gente si è spostata, se la gente si è spostata dalla Lega a Fratelli d'Italia, qualcosa vorrà dire, come minimo che la Lega li ha delusi. Poi ascolta, l'elettore Però, ha sempre ragione, c'è poco da girarci intorno. ma insomma, sono flussi. Questi dalla Lega hanno trasmigrato in Fratelli d'Italia perché evidentemente la Lega li ha delusi, si aspettavano un altro tipo di approccio e adesso torneranno indietro o si disperderanno, perché io sono convinto che la Meloni stia sbagliando tutto e tutto questo consenso miracolistico non durerà. Lo dico adesso che tutti le leccano il culo, Giorgia di qua, Giorgia di là, ma lei sta sbagliando tutto. In quell'atteggiamento passivo-aggressivo sta sbagliando tutto. Non è possibile che un paese sia ostaggio dei pro-Hamas in Italia. Allora, chiedi a Max, scrive un ascoltatore, cosa ne pensa di schierare i carabinieri a cavallo invece delle camionette con lampeggiante, perché il nostro ascoltatore perché sono più è convinto che il cavallo sia più intimorisce di più rispetto alla camionetta. Una cosa risorgimentale, così, No. Albertina. No, Ma questa non è ho tutte bellissima. le risposte io. No, ma questa è bella però, questa è bella. Allora, abbiamo un altro Da messaggio. professor Marcellini. Un audio, esatto, ci voleva Bracardi. Hanno dato la vita a cavallo. Ci voleva Bracardi. Allora abbiamo un altro audiomessaggio, lo sentiamo. Sono Walter, la telefonata di prima era cortissima, non ho espresso praticamente nulla. Volevo dire questo, ricordate a Salvini che è passato dal 6-7 al 34% facendo un'azione eclatante, bloccando gli sbarchi. Allora, se la Lega vuole riprendere forza, deve tirare fuori quelli che in gergo si chiamano i coglioni e fare cose che siano percepite che non siamo noi realmente. Borghi si candida in Toscana perché è uno che i coglioni ce li ha e sa quello che dice, e in questo caso contro questo sciopero va lui in piazza con l'estintore a spruzzare in faccia questi qua. Azioni eclatanti portano risultati. Il lassismo porta al Vater a fare le proprie funzioni corporali. Ciao. Bene, allora abbiamo sentito anche il parere di Walter, politologicamente parlando. Cesare da Treviso, non capisco cosa ci faceva la marina israeliana a 150 miglia dalla costa, che sono 300 chilometri. Le acque territoriali iniziano a 12 miglia e secondo me Israele farebbe bene a lasciarli passare. Arrivino sulla spiaggia di Gaza, vediamo come fanno a sfamare la popolazione. Questa roba qua, devo dire, l'ho pensata anch'io. Sarebbe stato interessante che Israele avesse detto a costoro: prego, sbarcate pure, entrate in zona di guerra e fatevi gli affari vostri. Vediamo un po' come ve la cavate. Però non era, Però, era interessante, non si può fare. Però non era proponibile, no, perché ma infatti, questi sono gente di Hamas e quindi non puoi andare lì a lasciarli passare così. C'è proprio secondo me un significato politico. Sì, esatto. Più ci penso questi non sono attivisti, questa è gente di Hamas. Sì, e poi più ci penso, più sono convinto che abbia fatto bene la Marina a comportarsi come si è comportata, in maniera estremamente limpida, chiara, civile. Sì. Buongiorno Max, che la Meloni voglia ancora più astensionismo? Ho capito, però è un gioco al massacro che alla fine non fa bene a nessuno, manco a lei. Sì, lo sappiamo che questa col vittimismo aggressivo, passivo, gioca allo sfascio, perché dice così apprezzano me e si svelano da soli. Non ha capito che la situazione gli sfugge di mano perché è giovane, non si ricorda gli anni 70. La Democrazia Cristiana questo gioco l'ha praticato per 5-6 anni. Poi alla fine i brigatisti ammazzavano
all'ingrosso e non sapevano più come tenerli. Hanno dovuto 2 volte incaricare dalla Chiesa, poi l'hanno fatto fuori, ma non sapevano più quello che fare. Allora, qui c'è un atteggiamento di incapacità o c'è un atteggiamento di complicità? Io non voglio neanche sapere la risposta, però uno Stato non può consentire tutto questo. Allora, ci ricorda giustamente il nostro Antonino Danna che sono chiusi i 24 News per lo Yom Kippur perché non si esercita alcuna attività nella giornata di oggi, che è la giornata una delle più importanti del calendario religioso ebraico, Yom Kippur, appunto. Mentre Sì, un altro... tu lo sai che io non ho particolari sensibilità a favore di Israele. Lo sai questo? Sì, lo so. Te l'ho detto tante volte. Qui facciamo un discorso completamente diverso. Bisogna essere onesti e dire: questi non hanno niente a che fare con i bambini palestinesi, col popolo. Questa è gente di Hamas. Io mi rifiuto al fatto che ci sia gente che fa quello che vuole come emissari di Hamas. Mentre Tutto ci scrive lì. Maurizio, le loro preghiere fanno chiarezza e ci manda questo link che adesso mandiamo in onda di una pagina Facebook. Le loro preghiere, quelli di una delle navi dei flottigli della flottiglia. Sentiamo. Certo. No, non si sente una mazza, ma era una preghiera. Comunque sono i soliti proclami per cancellare Israele. È una preghiera d'Allah e compagnia mia. Sì, quello è, la sostanza è quella lì. Intanto, Max, Domitilla, dai, toglimi questa curiosità prima di salutarci. Chi è Domitilla? Di cui hai scritto sul giornale sul giornale Ma che cazzo ne sapevo? Cioè, e questa è una delle tante. Questa si sapeva chi fosse. E questa si definisce attivista, pittrice, scultrice, regista, attrice, cioè basta percepirsi. È un'altra di quelle che vanno in macchina senza cintura e parlando al telefono, dai, mi hai capito? Sì, sono tutti dei ragazzini viziati, ragazzine viziate di buona famiglia. Domitilla Sciaula di Pietro. Sciaula, sì, scambiano le loro pretese adolescenziali con i diritti. E allora io devo fare tutto quello che voglio, se no ti spacco la testa. Questa era una che faceva la militante contro il patriarcato bianco, tossico, patriarcale, ovviamente compagnuccia, maschio, e poi alla fine spaccava la testa al moroso che l'aveva lasciata. Gli faceva le rappresaglie, gli diceva ti faccio fuori, telefonate anonime, inventava messaggi, dice pure un messaggio col sindaco Sala. A me sto sindaco dalla faccia di fauno, io mi sta sui coglioni, però poraccio, ormai lo tirano dentro su tutto, sì. Dallo stadio di San Siro, i grattacieli, alle faide delle militanti bambinesche e petulanti. Dice c'è il sindaco Sala, ci pensa lui, perché non c'entrava niente quello lì. E niente, questi qua sono quelli del PD, quelli della sinistra che ha perso ogni sostanza culturale, non solo etica, ma proprio culturale. Che fa il paio con quello che tu hai chiamato il filosofetto femminista, no? Sì, no, ma mi ricordo, questo era uno di questi aspiranti apprendisti filosofi, no? Sono quelli che fanno il gioco delle 3 carte, dicono 4 cazzate parafilosofiche e fanno giornata. E questo è andato al Festival Femminista della Chiara Valerio, il giorno dopo ha pigliato una condanna, mi pare, a 4 anni perché menava la compagna. E la insultava in maniera, tutti zitti, tremenda. Di niente, Zero Calcare si era dissociato. Ecco, questa è la sinistra dei Calcare, delle Sciaula, non mi ricordo come si chiama, dei Chiara Valerio che quando parla non si capisce un cazzo, tutti si scappano in ordine sparso, delle Lelle Schlein. È una sinistra che non c'ha manco più una velleità culturale, una sinistra di fumettari. Allora Max, ecco, io se non ho quello che voglio ti spacco la testa. Certo. E invece io ricordo in chiusura, quelli che vanno a fare i propal. Ricordo in chiusura il bellissimo libro di Max, Schiavi, compratelo, leggetelo, fatelo circolare perché datemi una mano a questo libro perché è veramente tra tanta credo fuffa, che lo meriti e comunque appunto. No, tra tanta fuffa che circola è veramente un libro da leggere. Poi vi incazzate, lo condividete, tutto quello che volete voi, ma è da leggere. E si legge facilmente, lo ripeto, non perché sia scritto in maniera facile, perché lo è anche, è scritto anche in maniera facile, ma nel senso buono, nel senso che si legge d'un fiato.
ma poi ti stimola ogni passaggio, e questo è fondamentale per me, per qualsiasi libro, compreso un romanzo. Se un romanzo non ti fa scattare qualcosa, non serve a niente. Se un libro come questo di un giornalista vero non ti fa scattare qualcosa, non serve a niente. E questo libro invece ti fa scattare tante cose e soprattutto ti mette in grado guarda lì la Frida di come se la gode. confrontarti con la realtà. La Frida se la gode perché anche lei ha letto il libro, Max. L'ha letto insieme a me. Giusto. Siccome non si separa... Così non si potrà dire che non l'ha letto neanche un cane. Esatto, siccome non si separa mai da me questo essere meraviglioso, allora a un certo punto l'ha letto per forza, perché è sempre di fianco a me. Allora, grazie a Max Del Papa, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, che hanno ascoltato, che non sono intervenuti, che non hanno ascoltato, grazie a tutti. Settimana prossima speciale col Marchese di Pombal, sul Marchese di Pombal. Attenzione, documentatevi perché poi con potete... un esperto mondiale. Di caratura mondiale. Potete intervenire. Lo amiamo. Già lo amiamo, si potrebbe dire. E lo amerete anche... Facciamo passare un'ora di cultura ossia. Esatto, e lo amerete anche voi. Un abbraccio a Max e a tutti.